Palermo quasi ripulita dai rifiuti in questi giorni di Pasqua, con la raccolta di oltre 1480 tonnellate e con gli interventi odierni ancora in via di completamento, è stata riportata alla normalità la raccolta di rifiuti a Palermo. Lo sostiene con una nota l'AMIA, l'azienda municipalizzata che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti. Nei giorni scorsi si sono registrati gravi disagi a causa dello sciopero dei netturbini che hanno messo in ginocchio il capoluogo siciliano, letteralmente sommerso dai rifiuti. AMIA ha mantenuto l'impegno di ripulire la città entro Pasqua, si legge nella nota. Tutte le risorse disponibili sono state impiegate in questo sforzo con il contributo di tutta l'azienda e di AMIA SM. Tutti i servizi potranno riprendere con regolarità. L'azienda ricorda che domani la vigente ordinanza sindacale non consente di conferire rifiuti. Sia domani che lunedì AMIA garantisce le attività previste dal contratto di servizio, in particolare nelle aree turistiche del centro e delle borgate marinare Mondello e Sferracavallo. Lunedì, giorno di Pasquetta, saranno collocati 8 cassoni scarrabili nel Parco della Favorita, distribuiti sacchetti agli ingressi di Piazza Leoni e della Palazzina Cinese. AMIA afferma che saranno completate le attività di disinfezione, sanificazione e deratizzazione di tutte le postazioni in città oggetto di bonifica nei giorni scorsi, e anche ad Agrigento e negli altri 18 comuni del lato Gesa la situazione va lentamente tornando alla normalità. I netturbini svolgono doppi turni per cercare di accelerare il ripristino della normalità. I lavoratori saranno al lavoro anche per lunedì di Pasquetta. Quindi gli operatori ecologici del raggruppamento temporaneo di imprese, che fino a qualche giorno addietro avevano mantenuto incrociate le braccia perché esasperati dai mancati pagamenti degli stipendi, non lavoreranno solo per la giornata di domenica in modo da trascorrere il giorno di Pasqua in famiglia. Doppia mole di lavoro dunque, che nei piccoli comuni permetterà di tornare alla normalità già domani, mentre per i grossi centri si dovrà attendere fino a mercoledì prossimo.